Amici di Lecta Sport, benvenuti al Palacconi di Cagliari. Un saluto da Roberto Carta per l'ultima giornata del campionato di Serie A femminile di futsal. E inizia il pallone per Amparo, poi da Roccia può andare all'1 contro 1, cerca lo spazio per il tiro. Si riparte con la rimessa già battuta dall'FFC. Gabriela per controllo pericoloso, la palla per Da Roccia e non riesce a punire l'errore Vargiu o Marchese. Soluzione per la brasiliana, ancora in spaccata qui per la numero 11, allarga, bel controllo e poi alla fine il pallone che termina fuori. Si può battere la finta, fa Gagliardo direttamente in porta, Mascia, dire no. Gabriela con l'esterno proprio per far correre Gasparini contro il portiere, il tocco con l'esterno e salvataggio sulla linea. Il dribbling, vince il rimpallo la brasiliana, ne ha però due addosso, alla fine riesce in qualche modo a tirare. Ex Ternane Olympus fa proprio lei al tiro, anzi finta per andare a Gagliardo, poi Cortes destro, poi Cortes Da Roccia prova a girarsi, il pallone che passa a Cortes ancora e poi Mascia in uscita. Dincecco ancora Cortes, qui scambia con la numero 5, il pallone per Da Roccia, la porta è vuota, Da Roccia 1-0 Montesilvano con la solita da Yen Da Roccia. Vargiu può andare al tiro, destro alto, ma applausi per la conclusione sopra l'1-2, pallone che non passa, possibilità di contropiede. Amparo il tiro, qui si oppone Mascia, rimessa laterale già battuta, scambio Gagliardo e poi l'occasione per il Montesilvano per raddoppiare. Controlla il pallone, glielo ruba però Gabriela che si fa praticamente tutto il campo, poi va a cercare sul secondo palo Gasparini. Dovrà provare a inventarsi qualcosa la numero 31, il tiro, il palo colpito proprio sulla sirena da parte di Gabriela che prima per Marchese, riesce a controllare, va da Vargiu che se la mette sul sinistro, lascia sfilare Sestari. Da Roccia che qui prova a liberarsi di un avversario, alla fine all'indietro il tiro, la palla che resta lì, Mascia. Pallone per azione intercettato da Amparo, la palla che resta lì, attenzione, Amparo ci prova ancora la spagnola, la brasiliana. Vargiu per Gabriela, la palla che passa, si oppone Sestari, invece lo prova il dribbling e ne supera due, attenzione, possibilità di 3 contro 2, Gasparini vuole fare tutto da sola, conclusione centrale da parte della giocatrice brasiliana. Il pallone lungo per Gabriela che lascia scorrere per andare col sinistro al volo, fuori Da Roccia che scambia molto bene con Cortes. Da Roccia il pallone sul secondo palo e Gabi sfiora un clamoroso autogol. Gabi invece va a fronteggiare Amparo, se la mette sul sinistro, Amparo, Mascia. Pallone poi qui in verticale, Cortes a cercare il pidio, qui fallisce. Amparo qui anticipato il passaggio, Gabriela, possibilità di 1 contro 1, buona andare da Marchese, il pallone che passa Marchese c'è forte la ripresa e poi Gabriela 1-1 per l'FFC sulla ribattuta. Il pallone per Da Roccia, ancora la palla che resta lì, Amparo con la porta vuota, calcia alto. Che chance questa per Montesilvano. Della spagnola, ancora Amparo, la mette per Da Roccia, palla alta, Dincecco, attenzione, si gira ancora Amparo, il pallone lì, Dincecco, è clamoroso, a 4 secondi dalla fine Montesilvano torna avanti con Dincecco 2-1 per far tirare Gabriela al tiro, la parata di Sestari, ma finisce così, suona la sirena. Fischia 3 volte l'arbitro. Futsal femminile Cagliari 1, Città di Montesilvano 2.